Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi, da come avete visto e da come sentirete se siete padroni o in affitto di case, stanno aumentando alcuni servizi, tra cui anche la corrente, l'energia elettrica. È aumentato il gas, adesso sta aumentando l'energia elettrica e insomma si sta profilando una situazione futura eh, pesante per molte famiglie, proprio perché il progetto principale dal 2020 al 2029, come aveva detto il maledetto veneziano, portarci dentro questa benedetta terza guerra mondiale, sfoltire chiaramente il più possibile la popolazione e chiaramente danneggiare la classe media, cioè quella che consuma, quella che produce e consuma. Quindi a tutte quelle persone che pensano di saltare sempre sul carro in aiuto dei vincitori, il vostro Marietto ha sempre consigliato di stare attenti per il semplice fatto che chi vincerà non avrà bisogno di aiuto, di gente che salta in aiuto sul carro dei vincitori. Quindi, che cosa vi consiglia il vostro Marietto? Beh, il vostro Marietto vi consiglia di incominciare a pensare dei paracaduti, perché quando le vacche sono scappate dalle stalle è difficile poi andarle a prendere. Molte persone pensano di sapere una pagina più del libro, ma poi magari dopo qualche anno che continuano a sbattere la testa contro la porta chiusa, si svegliano e capiscono di essere un pochettino deboli. Quindi il vostro Marietto cosa vi consiglia? Vi consiglia di acquistare e fare un'indagine seria sulle vostre mancanze, discrepanze karmiche, mancanze di cerotti, chiamiamoli così, sul giorno in cui voi siete nati, perché quando uno nasce, chiaramente magari nasce sotto i flussi nefasti e quindi, visto il periodo difficile, potrebbe capitare che già nascendo sotto influssi nefasti si capisce poco la realtà e di conseguenza quando arriveranno periodi duri, oltre che la bolletta, magari potrebbe arrivare una suppostina, non dico dei russi perché il Marietto queste cose qua non le dice, però insomma potrebbe arrivare qualcosa che non è piacevole. Quindi la prima cosa da fare è sempre una bella indagine o da Eldegard o da Marietto Veneziano per vedere cosa manca, perché anche se oggi alcuni che mi stanno ascoltando la fanno grassa, non è detto, e il Marietto ve lo garantisce, perché questa volta lo dice il Marietto, che fra qualche anno tutti non la faranno grassa, no? Non solamente chi pensa di fare il furbetto, no? E quindi chi è che sarà labardato, protetto, chi è che avrà le giuste protezioni, quel giorno che avverrà, e qui il Marietto lo ribadisce, perché quel giorno avverrà per tutti, no? Potrà sicuramente schivare l'oliva, oppure l'oliva sarà leggermente più dolce. Quindi cercate bene nel sito del Capitani i vari circuiti che incominciano a darvi una piccola difesa. Il Marietto e Hildegard li hanno messi in strada nel 2015 per difendere l'Italia, quando tutti dicevano che c'erano gli angeli colorati, il Reiki, il Santone di turno, il Guru, l'era dell'Acquario e chi più voleva mettere di questa New Age da strapazzo. Beh, adesso in settembre-ottobre, quando arriveranno le fatture della corrente, ricordatevi cosa diceva 7-8 anni fa il legale Marietto Veneziano, e poi tirate le conclusioni. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Seguite sempre il pillole del legale Marietto Veneziano, scaricate gli ebook gratuiti, attivateli e se sapete una buona preghierina per quando vi arriveranno le fatture della corrente, incominciate a dirle. Grazie e alla prossima.